Ben ritrovati dalla redazione. Viaggiava su un autocarro per trasporto merci, ma doveva scontare ancora 3 anni di carcere ed è stato arrestato dalla polizia stradale di Palmanova. Sull'uomo pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Trieste per reati riconducibili a favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ed è stato fermato al casello autostradale di San Giorgio di Nogaro, territorio nel comune di Porpetto, durante i controlli straordinari effettuati dalla polizia lo scorso weekend. A seguito di accertamenti degli operatori nella banca dati interforze è così emerso l'ordine di carcerazione. L'uomo è stato tratto in arresto e portato in carcere a Udine. Una donna 75enne muore travolta da un'auto in viale Miramare. Il terribile incidente è avvenuto intorno alle 17 di ieri, poco dopo la stazione centrale all'altezza del giardino Leonor Fini. Dopo l'impatto la donna è stata trascinata per circa 20 metri dalla vettura, riportando un grave trauma cranico. È stata soccorsa dal 118 e i sanitari l'hanno trovata già in arresto cardiaco. Dopo una lunga procedura di rianimazione cardiopolmonare senza esito, è stato dichiarato il decesso. Sul posto il 118 con ambulanze, automedica e le forze dell'ordine. Donna viene investita in via Raffineria mentre attraversa la strada per avviarsi verso piazza Garibaldi. Un'auto, una Peugeot 206, mentre percorreva via Raffineria, ha investito la donna 65enne. L'urto ha causato lo sfondamento del parabrezza. Alla donna è stato riscontrato un trauma cranico ed è stata portata a cattinare in codice giallo dai sanitari del 118, sul posto ambulanza del 118 e 3 pattuglie della polizia locale. La Adriatronics ex Flex, di proprietà del fondo Faircap, ha imposto le ferie forzate ai 350 dipendenti nelle more delle avvertenze in corso a un tavolo al Mimit. Si ricorda che l'ultima riunione a Roma si è svolta mercoledì scorso, dove si è raggiunta un'intesa in merito al tentativo di individuare eventuali nuovi acquirenti per salvaguardare l'attività e gli occupati. I rappresentanti del sindacato USB si sono riuniti in presidio davanti ai cancelli della fabbrica, definendo inammissibile la scelta dell'azienda, anche perché questo stabilimento storicamente ha sempre raggiunto accordi sindacali per le chiusure collettive. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche per la giornata: cielo prevalentemente sereno su tutta la regione, marcate escursioni termiche giornaliere su pianura e valli, zero termico intorno ai 2500 metri, temperature minime in pianura fra 0 e 3, sulla costa fra 6 e 9 gradi, massime in pianura fra 16 e 18, sulla costa fra 14 e 16 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione. Grazie per averci seguito. A più tardi.